Io consiglio di mangiare i ceci marchigiani, sono davvero molto buoni. Diciamo che per vincere una gara di peti sono fantastici e la puzza è orrenda. No, scusatemi se insisto, ma i fagioli brasiliani sono più dati per i petti. Io non volevo crederci, ma quei petti erano musica. E quella puzza era così nauseabonda che ha fatto fuori tutti i concorrenti. Signori, volete stupire? Bene, provate a mangiarmi col cotechino. Vero, vero. Ceci, caro. Vuoi farci saltare per aria? Adesso non più. Proricicili, signore? Un piatto di fagioli. Adesso vi faccio sentire come si scorreggia. Non ti dà fastidio, vero cara? Una zuppa di fave. Giovanotto, volete fare una gara di peti con me? Ehi, cazzone, una zuppa di ceci per me. Va bene. È la scelta giusta. Più che giusta. Sì, però una volta ho mangiato i fagioli cannellini. Possono sembrare sì stucchevoli, ma perbacco, delle flatulenze grandiose. Voi credete di essere tutti dei grandi campioni? Ma quel ragazzo non ha bisogno di queste porcherie per competere. Fa dei peti fuori dall'ordinario. Ah, Non vedo l'ora di sentirlo. Devo cagare. Già faccio. Prima o dopo dovremmo farlo tutti. visto che lei è un campione, perché non glielo insegna? Visto che lei è più brava di me, potrebbe insegnarglielo lei come si peteggia. Facciamo un giro di lenticchie?